Giorgio Napolitano, e mentre tutte, diciamo, anche i social network stanno impazzendo su questa situazione, impazza anche questa polemica tra Facebook, tra Twitter, tutti quanti a dire ma era il caso di fare questa festa il 2 giugno, spendere tutti questi soldi per i soldati che camminano, tutti questi fucili, ecco, quando invece tutto questo costo poteva essere magari dato alle popolazioni che stanno soffrendo, senza invece poi dopo pensarci sempre noi attraverso i messaggi, attraverso i telefonini, dona 2 euro, oppure aumentando la benzina, perché si parla chiaramente come sempre accade, quando succede qualcosa, aumentiamo la benzina, ci vuole dire, aumentiamo la benzina, aumentiamo la benzina, e invece no, e invece questa parata della festa del 2 giugno si farà, Napolitano ha detto sì, però deve essere fatta più sobria, la dedicheremo alle persone vittime del terremoto. Ho detto tutto. Vabbè, noi ci colleghiamo per l'appunto con i fori imperiali, dove Napolitano è già lì pronto. Presidente? Che sta facendo? Oh, tira! Ma che tira? Tira! Guarda Tira che parato, va! Ma che... Presidente! Zoffa! Che parata! Presidente! Siamo noi! Italiani! Si contenga! E Forza! con sommo gaudio! Sì! Ma chiaramente un gaudio contenuto! Contenuto, ma con non bisogna... somma felicità! Ma felicità? Ma una felicità sobria! Sobria, che perché non si può... annunciamo la grande parata! che parata che ha fatto la parata! Sì! Bravo, del complimenti! 2 giugno! Bene, sì, sa da fa. toglietemi tutto, ma non mi togliete il 2 giugno perché... No, per carità, ci vuole. Quella è una festa che io ci tengo, è proprio una festa della Repubblica e io che sono il Presidente della Repubblica. Allora... come se fosse il compleanno. Mi venite a togliere la festa, via. No, vabbè, però... non sta bene, io ho un'età, quando bisogna fare la festa io ci tengo. Vabbè, ma che significa? Però si poteva dare alle popolazioni... ma non era il caso di metterci... Detto, faremo una festa altresì sobria che dedicheremo chiaramente a tutte le popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto. Ma che se e io sono convinto che loro ne saranno contenti. Ma che dici? Ma che se ne portano a loro? Magari sta là, porta i soldi, porta aiuti, ma vuoi mettere la soddisfazione di essere dedicata una parata militare? Ma che se ne portano a loro? Le frecce bicolori. Come? È passata la freccia bicolore. No, tricolore no, perché l'ho detto, facciamo altresì quest'anno una festa più sobria. E quindi dobbiamo risparmiare, invece di fare le tricolore le facciamo bicolori. 2 colori soltanto. Però la festa si deve fare. Non si ama per fare la festa. No, dico, ma ci saranno i soldi escono. Vediamo, faremo un aumento della benzina. Oh, io sapevo! Ma no, ma perché? No, non mi togliete la festa. Ma io non mi togliete i soldatini che a me mi piacciono. Aspetto un anno intero, altresì, per vedere i soldatini che passano e volete togliere. Ma non si fa. Io sono un povero anziano. Vabbè, ma che significa? Ma mi togliete pure il campo di bocce, che faccio? No, ma devi dare il campo di bocce. Però... zitto, altresì. Presidente, però perché sta per passare il carro armato. Attenzione. Chi ce ne porta questo carro? Parti, vieni. Vedremo carro armato. Guardate qua, guarda. Che potenza. Carro armato, vieni. Ma chi ce ne porta nel carro armato? Carro armato. Ha fatto fetecchio carro armato. Ha fatto fetecchio carro armato. Già, perché essendo una festa sobria non abbiamo messo la benzina nel carro armato. E come capisco? Vabbè, una manaprona. Un carro armato. Forza, andate a spingere il carro armato. È una festa sobria, ma il carro armato deve passare. Andate a passare per forza su carro armato. Non lo posso. Andate a spingere il carro armato. Ma Presidente, toglietemi tutto, ma non mi togliete la festa mia, State a fare per forza sta festa, Presidente, non lo so, ma è un'esagerazione. Che faceva? Un anno che non si faceva e si aiutava queste popolazioni. Mamma mia, niente, vediamoci questa parata. Andiamo avanti.